Se anche tu, come noi di Aquile, vuoi fare tanto per il Friuli, collabora con noi. Scrivici all'indirizzo mail aquilelibere.info@gmail.com o telefona al 334 25 12 084 da Michele Tomasella, segretario di Aquila del Friuli. Amici di Aquile, ben trovati ancora. E nel solco di quanto detto in precedenza, oggi sono a parlarvi di alcuni aspetti della tradizione friulana, nello specifico di alcuni riti e credenze popolari. E la società friulana è sempre stata permeata dalla cristianità, dalla religione, e accanto a queste convinzioni religiose, per l'appunto, si sono sviluppate tutta una serie di credenze parallele legate più che altro a convinzioni e miti, credenze e varie superstizioni immaginarie. In questa contrapposizione comunque Dio ha sempre rappresentato il bene contrapposto al male che era rappresentato dal demonio. La società quindi spesso faceva riferimento o uso di oggetti o di usanze di autoprotezione, si può dire, per tenere lontane tutte le avversità. Ci sono alcuni esempi, per esempio l'Ulif Benedit per tenere lontani i temporali estivi, oppure il Grop Salomon cosiddetto, o anche altri oggetti da tenere sulla soglia delle porte per tenere lontane le avversità. E poi c'erano delle credenze riguardanti alcune presenze nei boschi, ad esempio i cosiddetti Gans, i Pagans o i Salvans, e per non parlare appunto dei fantici, che erano le presenze, le anime dei bambini che purtroppo morivano senza aver ricevuto il battesimo. E per non parlare poi delle streghe. Le streghe erano presenti praticamente un po' in tutti i paesi. C'erano delle pratiche per tenere lontani queste presenze. Ad esempio venivano bruciati sulle strade di notte gli indumenti o gli oggetti di coloro che si pensava essere stati stregati. E queste qua sono tutte usanze e credenze che ovviamente col passare del tempo stanno via via scemando, e che però appunto rappresentano una caratteristiche proprie della nostra cultura friulana e rappresentano appunto dei valori della nostra identità. E ciò appunto che secondo me è importante è segnalare come il movimento che rappresento, Aquile dal Friul, in occasione delle elezioni regionali del 2018, nel suo programma puntava molto l'attenzione appunto su questi aspetti identitari della nostra regione, perché ritengo che se i nostri giovani non vengono edotti di tutto ciò che è friulanismo, sicuramente tutto questo patrimonio va a perdersi nel niente, e questo sarebbe un vero peccato. Mandi a tutti. Bentornate Aquile. Questa sera voglio parlarvi di sicurezza. In attesa che il governo neoinsediato centrale si occupi di questo argomento, che magari anche noi in Friuli ne traiamo eventualmente dei benefici, sono a riportarvi due casi realmente accaduti di recente. È accaduto sostanzialmente che in due casi ben distinti e in due abitazioni ben distinte un gruppetto di malintenzionati si sia divertito in pieno giorno, tra mezzogiorno e le 14, a cercare di forzare delle porte di abitazioni con l'intento di entrarvi nonostante ci fossero delle persone all'interno. Questi casi, oltre che a un senso evidente di impunità che hanno queste simpatiche persone, ecco così, hanno secondo me quello che è il senso di libertà, di tranquillità di poter fare queste cose. È chiaro che qui qualcosa non sta andando bene, bisogna prendere il toro per le corna, come dico io. Noi di Aquile proporremo al governo regionale, già nei prossimi giorni, lo farò io personalmente, alcuni punti che già avevamo inserito nel nostro programma elettorale per le scorse elezioni regionali. Sono punti semplici, di semplice attuazione, non più di 4 o 5, partendo dal potenziamento delle dotazioni della polizia locale sul nostro territorio,
fino ad arrivare alla creazione di un vero e proprio corpo ausiliario di polizia, cosiddetta, che noi chiamiamo regionale, cioè un corpo regionale attingere degli uomini di polizia locale dai corpi di polizia municipale già esistenti da affiancare alle forze di polizia già presenti sul territorio. Questo è fattibilissimo, lo si può fare, noi lo possiamo fare come regione autonoma, come anche ad esempio indire dei concorsi pubblici regionali per assumere fino a 2000 nuovi elementi di polizia. Questo lo possiamo fare, è da molto che lo possiamo fare, è mai stato fatto. Noi di Aquile lo proponiamo, lo proporremo come sistema per ovviare a questo senso di impunità, a questa problematica che ormai da anni affligge anche sia la nostra regione ma anche tutto il resto del nostro paese. Vi ricordo che potete seguire Aquile Libere tutti i martedì sera, subito dopo il telegiornale serale di Telepordenone in questa emittente, canale 15 del digitale terrestre. In questa rubrica, promossa dal Movimento Aquile del Friul, tratteremo argomenti di natura politica, di Friuli, di territorio, di cultura e perché no del sociale della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Chi di voi è andato in Alto Adige o in Sud Tirolo per lavoro o per turismo avrà visto come là il territorio è molto curato, le case sono tutte addobbate, adornate con bellissimi fiori e le strade sono ottime, l'erba è sempre ben tagliata, ma questo perché? Non perché siano più bravi di noi, semplicemente perché in Sud Tirolo si vuole mettere a proprio agio il turista e si vuole mettere a proprio agio anche chi vi abita. Purtroppo in Friuli, qui da noi, le cose sono molto differenti. E allora vediamo il perché. Questo è un sentiero in Sud Tirolo. Vedete, l'erba è tagliata. Questo è un sentiero di una cittadina storica qui della Bassa Friulana. Non è la stessa cosa. Da loro tagliano al di là e al di qua del guarrail. Da noi forse al di qua. Tutta dall'altra parte, tutta l'erba che c'è è alta quasi un metro. Cosa possiamo fare? Questa è la strada, è una strada provinciale. Come vedete, dopo che è passata la Friuli Venezia Giulia strade, è una disperazione, è un disastro. Ditemi voi, gli automobilisti, come fanno a trovare i cartelli, a capire cosa c'è scritto. Oltretutto diventa anche pericolosa perché quando l'erba è molto alta negli incroci si rischia di fare un incidente perché non c'è sufficiente visibilità nel verificare se c'è qualcun altro che sta arrivando da un lato piuttosto che dall'altro. Ormai la lupa è scappata, dice questo quadro, ha lasciato il Friuli in fuoco, però noi dobbiamo prendere esempio dal Sud Tirolo per riprendere in mano la nostra autonomia, staccarci dall'imposizione romana, far rinascere come questo fiore un Friuli forte, nuovo, che guardi al futuro, dove possiamo dare ancora delle speranze ai nostri giovani, dare del lavoro e far sventolare ancora alta forte la bandiera di noi friulani, perché il Friuli è bello d'inverno ed è bello d'estate, ma che sia soprattutto e sempre Friuli. Mandi Aquilis, sono Michele Tomasella, segretario di Aquile dal Friuli, l'unico movimento friulanista, l'unico movimento politico che si occupa solo ed esclusivamente del Friuli. Vogliamo fare le cose sul serio noi di Aquile, abbiamo la nostra trasmissione televisiva che va in onda su TPN ogni martedì dopo il TG e abbiamo in corso anche il nostro tesseramento. Se volete sostenerci tesserandovi ad Aquile dal Friul, vi ricordo che potete farlo scrivendoci anche alla mail aquilelibere.info@gmail.com.
Qui con me a fianco c'è Christian Fior, che è il nostro referente collinare, che indossa una bella polo, no Christian? Sì, anche comodo, adesso va bene con le giornate di sole, essendo chiara non scalda tanto. Sulla polo abbiamo il nostro simbolo, l'aquila, che si può notare bene sul davanti. Sul lato sinistro della maglietta abbiamo l'aquila da Friuli, messo apposta su questo lato qua, perché noi siamo aquile e il nostro sistema deve stare da parte del cuore, per cui è stato studiato apposta. E dietro la maglietta potete notare il nostro sito internet www.aquiledafriuli.org. Perché a noi di Aquile, se posso aggiungere, piace mostrare quello che è il nostro sito, di modo che le persone possono visitare il nostro sito, possono scriverci e possono anche coinvolgerci in tutti quelli che sono i loro piccoli problemi quotidiani di lavoro, di famiglia, sul territorio, perché come dicevo prima noi di Aquile vogliamo intervenire in Friuli per il nostro territorio, per la nostra gente. Molti movimenti dicono, intendono e dichiarano di volerlo fare, dicono che lo stanno facendo, in realtà purtroppo così non è, dando priorità sicuramente ad altre cose che non sono quelle a cui diamo priorità noi. Queste polo potrete chiedercele sostenendoci, come per il tesseramento, scrivendoci, e lo ribadisco, al nostro indirizzo mail che è aquilelibere.info@gmail.com. Grazie a tutti.